3 incendi nella stessa via, pochi numeri civici di distanza e nell'arco di 15 giorni. A Monselice c'era ormai allarme, con il timore che gli episodi potessero ripetersi. I carabinieri però, incrociando le testimonianze e le immagini delle telecamere, hanno stretto il cerchio attorno a un 43enne di Monselice che è stato denunciato come presunto responsabile degli atti incendiari. C'era preoccupazione nei residenti, nella popolazione, quindi abbiamo ovviamente ritenuto fosse necessario appunto dare questa risposta e assicurare che l'autore di questi episodi è stato individuato. Il filo conduttore degli incendi era l'appartenenza al Partito Democratico, nel senso che in tutte le abitazioni colpite risiedevano esponenti locali del PD. A casa dell'uomo sono stati trovati abiti compatibili con quelli delle immagini, fiammiferi, guanti, una tanica con circa 7 litri di benzina e il timore era che il piromane potesse continuare a colpire. Potenzialmente sì, ed era per questo che era importante intervenire e dare uno stop a questa attività delittuosa che avrebbe potuto proseguire, ingenerando ancora maggiore allarme sociale. Sì. Resta da capire il movente, che non è chiaro. Sembra che il 43enne, che molto probabilmente conosceva le vittime, manifestasse da tempo un forte risentimento contro le autorità e quindi forse anche contro la politica in generale, ma questa per il momento è solo un'ipotesi.